5.000 mi piace e facciamo il mangia, lecca e scarta con il Napoli Creators. Facciamo coppia insieme per non vederci più. E mo te voglio bene, stupida avventura, come l'ho caruto, come una creatura. Ti pigliato a mare, ti pigliato a cuore, come una mariola, ti pigliato a me. Ah, Giova, A me non mi urge proprio di hai questo. quasi 30 anni. Quasi. Ci mancano Ti devi sposare. Ci mancano di due, non tengo i soldi. Dai. La fa pure una creatura. Calma. E voglio. Ciao! Benvenuti a bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video. E oggi, ragazzi, come starete leggendo dal titolo e vedendo dalla miniatura, torneo di porta a porta con Bruno Vespa del Napoli Creators. Le regole del porta a porta le conoscete, sono molto semplici, ce le spiegherà, però Vuoi fare il serio, Cristo? ce le riassumerà in poche parole il blindato. Vai. No. Hai mai giocato a porta? Sì. E come si gioca? Come si gioca? No, non lo so. Da che mondo vieni? Sì. Vabbè ragazzi, le regole le conoscete, sono molto semplici. Bisogna tirare da dietro la linea del centrocampo. Le squadre saranno composte da 3 membri, essendone 9, quindi ci troviamo, no? Ok. Perfetto. 3x3. Va bene. 3x3 fa? 9. Ci siamo. Nell'area di rigore possono stare massimo 2 persone, ma non nell'area piccola. Ovviamente non si può prendere con le mani la palla. E nulla. Ed è un triangolare. Possiamo cominciare. Quanti gol quanti gol bisogna arrivare per vincere la partita? 3 gol. Cancellare tu. 3 gol, poi vediamo la finale. Se siamo Devi tacere! 3 gol, poi vediamo la finale. Se siamo spompati, così tanto non riusciremo manco ad arrivare più a centrocampo, si vedrà insieme. Non ci urge più. Gioca. Capitano Enzo Costa. Sì. Super Allan. Ragazzi, iscrivetevi al canale e seguitelo su Instagram. Questi sono i capitani. Io 1, 2, 3. Sì. Vai, a me, a te, numero 3. Sono 4 e 9. Chi esce gioca? 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Gioca Enzo. Contro? 6, 1, 2, 3, 4, Ah, 5, Giovanni. 6. Che ne pensi? In generale, per Vai, me. vai. Ok. Esci subito. Ok. Io così ho deciso. Ok, mettiamoci di qua. Ragazzi, siamo pronti per questo torneo di porta a porta. Squadra di Super Allan composta da Andrea Fuse Gamer contro il blindato Enzo Costa e Mister Sparta Praga. E adesso a centrocampo, 1 contro 1. Chi prende la palla ha la palla. Destro, sinistra, decidete voi. Via, via, via! Il blindato vince. Enzo Costa subito. C'è Fuse Gamer che aveva capito già tutto. Super Allan per Andrea. Andrea a giro! Bella Andrea, però bella. Poco, di poco, già c'è intesa da quella parte. Mentre da quest'altra c'è il blindato che avanza. Non arriverà mai la palla in porta. Esatto, palla troppo lenta. Fuse Gamer, il capitano. Super Allan palleggia per... si gira! Ha provato il gol alla Gonzalo Higuain. Enzo Costa da centrocampo sbaglia tutto. Super Allan, detto il Divin Visone, per Fuse Gamer che se la sistema. Andrea Fusco! Fuori di un nulla. Nulla osta. Troiano Alfredo, palla per Enzo Costa. Avanza Antonio Mister Sparta Praga. Enzo Costa, Alfredo, Troiano! Mamma mia. Super Allan, prova il tiro! Signori, abbiamo anche una new entry. Aspetta un attimo, fammelo presentare. Paolo, buongiorno Paolo. Buongiorno a te. Riscaldamento, fai un po' di riscaldamento. Va bene. Vai. Sono un po' fuori forma, Ok, si vede. Bell'arbitro. Ci vuoi che lo fanno? L'occasione della sua vita è qui. Attenzione Fuse Gamer. Che calcia. Lo fa! Il blindato scheggia l'orecchio. Enzo Costa per Mister Sparta Praga. Facciamo una gamba. Giovanni Bisone. Il blindato che difende anche i suoi compagni. Intanto Paolo corre. Riscaldamento. Attenzione! Tra poco chiameremo l'autoambulanza per Paolo. Attenzione, Andrea, il portiere a giro. Antò! 1-0 per la
Squadra di Super Allan. Il blindato avanza e già sta morendo. Attenzione il blindato con le braccia scordinate. Tiro da rivedere. Ragazzi. Ragazzi, datemi una settimana di tempo, torno in forma. Una settimana di tempo. Paolo, però il pantaloncino è piccolo. Dei polpacci incredibili per Paolo. Enzo cost to cost. Sulla linea. Salva tutto Andrea. Avanza. Super Allan, sempre col palleggio. Super Allan! Salva tutto Antonio. Attenzione Paolo! Paolo! Attenzione Enzo Costa. Prova il tiro. Balzo. Tutto sotto controllo. Attenzione Paolo! La palla passa da Andrea. 1-2 incredibile. C'è già l'intesa. Super Allan. Andrea. Stop. Guarda la porta. Il tiro! 2-0! Sempre lui! Andrea del campo! Completino e scarpette da rivedere per Alfredo. Potrebbe avanzare, si tocca il pacco. Ah. Diciamo colloqui e dialoghi da rivedere. Troiano Alfredo, il pallone non arriva neanche in area di rigore. Attenzione! Fuse Gamer! Paolo sta per cedere. È lì. Enzo Costa. Il tiro! Salva tutto Andrea. Andrea. Che vuole fare la tripletta. Ci prova! Antonio Fusco. Che perde una milza ma dà tutto per questa sfida. La milza non la donerebbe ai suoi figli, ma la perderebbe. Beckenbauer. Avanza. Da guardare le scarpe. A Enzo Costa. Tira. E non va. Fischero. 1-2. Con Super Allan che si avanza. E tira! Super Allan! Ma che gol ha fatto? Il Divi Bisone! È gol, 3-0! È gol. È gol. Assurdo. Non posso fare. Io ho detto che era buona. Assurdo, pure di esterno l'ho preso, l'ho tirato così. Le scarpettine. Ah, ok, hai perso? Oh, sì. Adepto, dice adepto. Adepto mio, pure ci lascio. Sì. Signori, Paolo è pronto. Paolo, ti devo mettere un po' in forma, però. Fate giocatore tecnico, vero? Paolo, però non hai specificato, sei pronto? Hai Zugiglia? Bravo. Nel senso ci provo di nuovo. Lo dico, sa fatta ceretta per venire a giocare, non sa fare che ferma, non sa fare per venire a giocare. Io un tiro glielo farei fare in questa. Ok, vi ha messi Garetti. Vai. Signori, Paolo è pronto. È pronto Siamo pronti per la battaglia. con Alfredo Troiano. Una colmo perfetta. Una coppia incredibile. Alla grande, ragazzi. Una colmo perfetta. Che cos'è la colmo? La combo, non la colmo. La combo perfetta. Combo. Sì, combo. Perfetto. È tutto pronto allora. Paolo, Tutto pronto, possiamo partire. porta a porta. Porta a porta, va bene. Oh, Ce la faremo, ragazzi. In tutto questo c'è anche Mirko, Sì, lo so. Ciao Mirko. Oh, Mirko, vai. risultato esatto, ragazzi. Pronostico del Napoli. Vai. Contro chi gioca? Contro il Milan. Como Napoli. Como Napoli. Facciamo Como Napoli. 3-1 per il Napoli. Perfetto. Siamo pronti, dai. Allora signori, siamo giunti alla seconda sfida, mentre qui vediamo un accoppiamento o un qualcosa di molto simile in sé. Signori, si arriva sempre a 3, c'è Paolo. Altri, vai. 3! Vai Paolo! Bravo Paolo! E allora il possesso è per la squadra di Paolo, con Ale che subito calcia e c'è Antonio a fare buona guardia. La palla resta nella metà campo del blindato che subito la riconsegna ad Enzo cost to cost che calcia d'interno. Ale la buca, ma la palla va fuori. Subito gioca di squadra Paolo. Gli riconsegnano il pallone, se la alza. Bravo Paolo! È al centro per Mirko che l'accomoda per Chalet. Boom! L'accomoda a sua volta per Paolo che calcia di sinistro. Il giro è quello giusto. Bravo Paolo, ottimo. Vai, piano Paolo, se non ce la fa. Ma c'è Antonio. Ciao, si fa i lacci intanto. Allora il tiro di Enzo che va fuori con un mezzo salvadanaio qui che vediamo. Paolo, tieni culo. A foro. Sì. Chalet che l'ha imposta per Ale. Avanti per Mirko F che se l'accomoda per la sua solita puntata. Stavolta è fuori. Alfredo caricato da Mister Sparta Praga, allora gliela accomoda Enzo, ecco qui, ancora Alfredo, se la porta avanti, se la vuole alzare, vuole il colpo alla Super Allan, vediamo se ci riuscirà il
Vola la scarpa addirittura. Signori, siamo su Paperissima qui, mentre c'è Sciale che vuole subito andare al tiro, forse il suo primo della partita. Prende la schiena del blindato. Ecco qui il tiro di Enzo Costa, è perfetto, un po' troppo alto, peccato per lui. Oh, comunque devi avete fatto i lacci durante il porta a porta. Tu e Paolo. A te piace? Sì. Ti piace? Sì. Sì. Ecco qui. Che nanzi, vale? Sistematelo. Che nanzi, vai, sistemala tu, vai. Lo puoi sistemare. Destra. Simone Verdi. Paoletto che se la alza la Super Allan, però la svirgola. Il punteggio che resta ancora sullo 0-0. C'è Enzo Costa sul punto di battuta. Il tiro, la palla arriva a Sciale comodamente, se la porta avanti per Mirko F che si chiama l'1-2 con Sciale. Ecco qui Sciale, boom boom. Palla fuori. Ecco qui ancora il blindato, l'1-2 chiamato da Enzo Costa. Se la alza anche lui, gliela alza il blindato, il tiro al volo. Diciamo un tiro inutile, alle stelle. Ecco ancora Paolo. Poi le devo Alza mettere il proprio volo. là a centrocampo. Alza il volo per Mirko. Ecco qui Enzo Costa, il tiro a giro. C'è Sciale che la devia, quel tanto che basta per mandarla fuori. La palla dietro. Per il tiro al volo di Paolo. Tira, blinda. La mette giù il blindato. Colpo segreto. Se la porta avanti su invito di Ale, calcia il blindato. Diciamo che è un gesto di fair play nei confronti di Paolo, che la dà ancora ad Ale, il nutrizionista più forte di Napoli. E forse è meglio che torni a fare le diete. Oh! Paolo coglie una quaglia e la uccide. Diciamo, sento un respiro. Paolo, che ti affanno, fra. Non sono più in forma. Filma un attimo, Paolo. Ragazzi, da vicino si sente il fiatone di Paolo. Forse lo stiamo perdendo, eh? Ragazzi, sono fuori forma. Vabbè, l'ultima partita l'ha fatta era 70 kg. Oh, rigore! No, no. Non si può stare. Vabbè, ma... Era gioco fermo e che si fa la parte che ho fatto così. Ed ecco qui Ale al centro delle polemiche come al solito. Era per sbloccare, bro, la sta Due situazione. palloni in campo, non si sta capendo più nulla. Il tiro arriva. Affre, tira, affre, vai! Blindato nel frattempo gioca con un'altra palla, non sta capendo nulla. È praticamente su Marte. Che cazzo? Il blindato dopo una serie di giocate fini a se stesse la dà ad Enzo, il tiro altissimo. Prende l'antenna di Sky. Era quella proprio. Va ancora Mirko, forse di punta, vediamo. Sì, di punta. E forse l'ha persa con questo tiro. Allora ragazzi, c'ho un'idea. Chi segna vince. Frate, ma voi siete scarsi. Ecco qui il tiro al volo di Ale. No. Per poco, signori, Antonio l'aveva svirgolata, si resta sullo 0-0. La palla per Enzo. Vediamo se Enzo Costa ci regala questa gioia. Enzo Costa, è perfetto il tiro. Per poco. Ecco qui allora. A buone stavo oggi. Olio Carapelli per Ale Iannace, che lo sconsiglia nelle sue diete però, Scusami, allora il tiro di Sciale, boom, è perfetto! No! Assurdo il palo preso da Sciale. Il pallone allora arriva ancora al terminale offensivo dei suoi. Enzo Costa! C'è ancora Sciale a fare buona guardia, ecco qui. Marado! Ecco qui Paolo che avanza. Ale lo ignora e tira, forse fa male. Forse lo fa Ale. Lo faceva rima. Questo è per Mr. Sanchez. Ciao Mr. Cambia, Sanchez. Paolo. Per te, Paolo, cambia di fascia con me. Paolo, c'ho un'altra idea. Cambia gioco. No, sto scherzando, va. Ancora per Paolo si sceglie l'azione. Calmati. Di il tiro di Sciale è bellissimo! C'è Antonio con la sua folta chioma a dirgli di no, perché lo deve ai suoi figli, ai suoi 17 figli. È assurdo come siamo ancora 0-0. Poi guardiamo l'uomo che ha il possesso del pallone e lo capiamo subito il motivo dello 0-0. Ecco, vedete? La palla per Ale, il tiro è bellissimo! Guardate Antonio cosa prende, assurdo! Sulla linea di porta il salvataggio di Antonio, perché sa che i suoi figli lo stanno guardando. E il difensore del Napoli a calciare questa volta. Che giro perfetto! Ma tu pala, pigliare. Assurdo! Non andare, Enzo! Assurdo, altro palo di Sciale con Enzo che calcia! No, per poco fuori. E allora c'è il blindato, lo vediamo da molto più vicino, questo nuovo esemplare di animale. Eccolo qui il tiro
subito per Paolo, il tiro deviato da nessuno, dall'aria. Enzo che non ha preso una volta la porta, assurdo, forse questa volta è quella buona, no? No, la via. Però aspetta, stava in porta però. Porta. Stavi in porta, Ale? Stavi in porta? Yeah, bro. Sì, aspetta. Ecco il blindato, gli dicono se hai le palle calcia e lui non se lo fa dire 2 volte perché ha 3 palle, 2 sotto, una in fronte. Ecco Paolo, se l'alza ancora, vuole tirare al volo. Ecco il blindato per Enzo Costa, il più bello del web. Forse Gasa. Non ci credo. La decide il più bello del web italiano. Bello sì. Perché a te piace? A chi lo dedichi questo gol? Alla mia ragazza. Perché per Io tra poco mi sposo. Perché tu c'hai una ragazza? Sì, e tra poco mi sposo. Lo vuoi dire che il mese prossimo io mi sposo? Possiamo fare un 5 volte Oggi ve lo giuro, è incinta. Lo dichiaro, va bene, lo sto scherzando, è incinta. Te lo giuro su mamma, fra. Oggi te lo giuro. Vai. Vabbè, comunque, vai, dici. Complimenti a tutti ragazzi, grazie a Fuse, grazie. Avete aggiustato un po' i piedi ragazzi. Complimenti alla prestazione, ti dico, siccome sono infortunato, prenderà il mio posto. Veramente? Sì. Io ti ringrazio. Quindi nel prossimo video. Va benissimo, grazie che mi cedi il Un posto. pensiero per tutti quelli che ti stanno vedendo in questo momento. Ragazzi, un saluto a tutti quanti, grazie a Fuse che mi dà la possibilità di giocare con voi. Spero di fare cose belle nel vostro team. E niente. Adesso la finale, giochi con noi, eh? Signori, siamo arrivati all'ultima partita di 4 a 3 gol. Speriamo di arrivarci come nella prima partita. Palla sempre al centro. Questa volta però il jolly, Paolo, ce l'abbiamo noi. 1, 2, 3, via! Vai Paolo, vai! Il palleggio Atlantico. Shale Boom Boom che prova da lì! Fuse Gamer! Fortunatamente c'è Andrea del Campo. Ancora Fuse. Andrea Fuse Gamer. Il tiro. Andrea! Eccolo lì, Paolo! Che colpo di tacco incredibile per Fuse Gamer. Ancora Paolo che passa a Mirko. Ancora Shale, la alza, ma Andrea la stoppa con lo sterno. Fuse Gamer forse ci prova, anzi no. Appoggia per Paolo che la ridà a Fuse Gamer. Ancora Paolo, se la alza, Paolo, palleggio! Paoleggio! Ancora Giovanni Vison per Fuse Gamer! Palla andare! Shale Boom di testa! Non si passa. Tutti lo criticano, ma lui c'è il tiro migliore di tutti quanti. Gianpaolo Lecchino cosplayer. Mirko nel frattempo! Corale che perde tempo, non si sa perché. L'appoggia a Mirko che se l'alza. Ancora Mirko che tira. Un campanile! Traversa! Traversa di Mirko che si dispera. Diciamo, aspettate un attimo, poi giocate. Paolo nel frattempo vai con loro, Paolo vai! Sono Paolo che cambia squadra in questo momento, potrebbe fare la differenza. Fuse Gamer tira! Fuori, ancora Paolo, appoggia per Ale degli in corner. Se la alzicchia, Ale! Ancora Andrea spreca una grande occasione. E quindi, come nelle migliori sfide, come nelle migliori finalissime, il golden goal. Ancora Andrea dei Fuse Gamer di testa. Viene colpito. Però è entrato, va giù. Anto! No, è entrato dentro. È entrato. Con pallina la porta. Però tu È vero. io sono indietreggiato. E non puoi. Sì, indietreggiato. No. Ma che cazzo hai? Ma voi avete fatto 80 parate là. No, non era nella porta. Ci siamo fermati al tiro di Mirko con la traversa. Nel frattempo Mirko tira. Ora Paolo, un po' troppo lontano forse rispetto al limite. Paolo, il tiro. Enzo, passa qua, c'è una tecnica in mente. Ancora Ale, la alza bene. La tecnica ve l'ho chiamata 2 secondi fa. La nuova tecnica, te la spieghi?
La tecnica era il cross. Però onestamente è stato un bel team. Bravissimo Ale, complimenti, bravissimo Dio. Che ne pensi di questo video, Paolo? Ragazzi, sono molto contento di fare questa, come si dice, questo pre. Ma che video abbiamo fatto? Abbiamo fatto un tiro di porta a porta. La squadra nostra contro la squadra avversaria. Mi fa piacere partecipare nel vostro gruppo. Se ci sarà la possibilità, ci vedremo nei prossimi video. Come si chiude? Come si chiude un video? Wagyu? Wagyu? E Wagyu? Ciao. Ciao. E Wagyu? Ciao. Oggi ho prenotato pizza poca, mi raccomando. locale tuo? No, non è il locale mio, è il locale tuo. Non è il locale mio. No, noi. Non è il locale tuo. Non è il locale tuo. Ci hanno chiesto Poi lo va a mangiare tutti Ma i tu non giorni. hai c'ha fatto l'abbonamento, la sicurezza là fuori? La sicurezza? Non so, vuoi sponsorizzare qualcosa? Siti? No ragazzi, Vendi qualcosa? Su Vinted, il tuo profilo Vinted, vai. Vinted. Paolo Capillo su Vinted. Raga, occhio, vestiti puliti, stirati. E quindi EYU E Wagyu? No. No. No, voglio. Ciao. 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 E Wagyu? Ciao.